è una delle più importanti città del Veneto per tantissimi motivi che vanno dalla storia, dalla tradizione a oggi, insomma, tanto per ricordarne due, fra un vino che ha un certo successo nel mondo e per esempio una finanza che ha un certo successo in Italia, insomma mi pare che Conegliano abbia poco da invidiare a qualsiasi altra città del Veneto e d'Italia. Ecco, la mostra su Cima da Conegliano. Dico bella perché le anticipazioni le ho avute, importante senz'altro perché va nel solco di quella tradizione delle mostre venete che rievocano i grandi della storia. Riuscire a fare una mostra così importante con 40 opere che provengono da tutto il mondo su quello che è considerato la perfezione del paesaggio, 50 anni dopo l'ultima mostra, quella curata da un vostro autorevole concittadino Luigi Menegazzi, che curò anche il catalogo che io possiedo a casa. Ecco, a 50 anni di distanza riuscire a mettere insieme qualcosa di così importante, così bello, direi proprio che è uno dei grandi successi di una politica culturale che la Regione segue con successo da alcuni anni. Nelle sue opere, infatti, per esempio, soprattutto forse nelle sue celebri pale, tutto contribuisce a dare un senso di perfezione. La nobiltà e l'eccellenza delle figure, il modo in cui queste coesistono in un nobile spazio, il grande controllo da parte del pittore di tutti i mezzi artistici, ecco spiegata in poche parole l'arte di Cima. Ma qual è allora il messaggio contenuto nelle sue opere? Che nel Veneto di oggi e di domani tutto contribuisca a dare un senso di perfezione, quello che tra poco noi avremo il privilegio di rivelare nei capolavori esposti nella grande mostra di Conegliano. Grazie allora Gennaro Galani. La fondazione all'arte, ecco.